Riaperta almeno in parte la carreggiata della statale 640 nel tratto agrigentino. Adesso la si può percorrere da Agrigento verso Caltanissetta. Resta ancora chiusa invece quella che da Canicattì porta verso il capoluogo, anche perché dovrà essere abbattuto il viadotto Petrusa, ossia il cavalcavia che da Agrigento permetteva di raggiungere Contrada Petrusa prima e Favara dopo. L'ANAS ha comunicato che sono state portate a termine le verifiche tecniche sul viadotto, che consente alla statale 122 Agrigentina di sovrappassare il tracciato della nuova strada statale 640 degli scrittori. A seguito delle indagini eseguite risulta, scrive l'ANAS, che le condizioni strutturali del viadotto non ne consentono la riapertura al traffico. Verrà dunque demolito nelle prossime settimane e ricostruito. Non si conoscono invece i tempi di riapertura della 640 in direzione Agrigento, con alle spalle Canicattì. Così gli automobilisti che si vogliono dirigere ad Agrigento non avranno altra scelta che, giunti all'altezza di Favara, imboccare la strada per Aragona Caldare e di mettersi sulla 189, l'Agrigento-Palermo. E dal 26 marzo l'odissea stradale si complica, perché per le opere di pavimentazione definitiva l'ANAS prevede chiusure e deviazioni anche su questo percorso alternativo.